Buongiorno a tutti dallo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Oggi siamo qui per la prima volta in diretta per riprendere Derby d'Italia degli Under 18 Elite. È un grande onore per noi poter trasmettere questa partita perché qui a Rovigo siamo tutti col cuore rossoblu. Ringrazio la società che ci ha dato questa opportunità e che ci ha ospitato sempre a braccia aperte. Ieri vi ho detto una bugia perché vi ho detto che non ci saremmo visti fino al 2025, ma in realtà appunto questa notte è arrivato Babbo Natale in anticipo e ci ha fatto questo regalo e ci ha dato appunto questa occasione e noi l'abbiamo presa al volo perché ci fa un grande piacere essere qui oggi. Oggi la telecronaca tecnica la faranno due ragazzi, Ugo e Riccardo, che ringrazio tantissimo. Quindi passerò i microfoni a loro e condurranno loro il resto della cronaca. La classifica vede al primo posto la Benetton Treviso in solitaria, poi c'è la Valsugana Padova, al terzo posto poi a seguire il resto, insomma, diciamo che Petrarca e Rovigo sono a pari punti e si giocano una posizione in classifica importante. Adesso vi saluto, ci sentiamo più tardi, passo la palla ai ragazzi. Buona giornata. Scusi. Avete trovato chi fa il video? Sì, noi ci mettiamo qua dietro. Parlate voi con Lazza dopo. No, è più importante il video di quei coriandoli di merda. Venna, mettetevi lì sotto poi. Sì. Quando fanno il saluto. Dopo il saluto? Sì. No, quando entrano in campo. No, per il discorso ce l'ho già io, poi devo vedere solo quanto avevano vinto. 48. 45-36, vero? A 38, 45-38, sorry. Vai su controlli top, prego. E ci c'è tutto. 23, 45, 38. 45? 38. Ok. E noi abbiamo vinto 40 No, 34 a 11. a 11. O 14. Meli! Sì. Quando entrano in campo. Sì, quando entrano in campo, aspetta. Inizio. Dai il via quando entrano in campo. Ok. Sì. Ok, te dopo di le altre partite sono e dici così. Ok, pronto? Aspetta che si mettono lì a centrocampo e poi partiamo, pronto? Prontissimo. Io sono Riccardo Concensano, sono Ugo. Devo giocare sul serio. Ma nessuno vuole fare il video. No, fate il video. No, noi non. Ciao, fai il video. Io non posso. Non possiamo noi Vediamo due. ormai come tifoso. No, vabbè, ragazzi, no. Vai, pronto? 3, 2, 1. Stadio Mario Battaglini. Benvenuti a Rovigo Petrarca. Loro arrivano da una vittoria contro la prima in classifica e ci credono. Noi arriviamo da una partita molto difficile. Dopo 2 sconfitte consecutive.
Vediamo qua i giocatori che sono appena entrati in campo, pronti per fare il saluto. Ora ci sarà un minuto di silenzio in onore di Chiara Moscardi, morta in un tragico incidente in autostrada tra Treviso e Venezia. Nonostante questo lutto in famiglia, Matteo Moscardi giocherà poi contro il Viadana titolare. A dare via questa partita, il calcio d'inizio sarà in mano di Petrarca. Nessuno sta facendo il video davvero. Fai il video dove ho detto Lassa. Io? Ma io sto facendo il commento. Ma fallo fare a uno di loro, sono là. Ma dopo io. Parte con il kick off il Petrarca, grande esatto, presa al volo da parte del flanker Luigi Nalin. Una mall avanzante, Rovigo che tiene palla in fondo con Nalin Alessandro ancora. Potrebbe esserci il vantaggio lì da parte del talonatore in fuorigioco. Il Rovigo qua imposta Ancora una bella avanza, un altro mull, drive, si stacca la avanzamento. mall, messo giù. Ricomincia con un calcio molto alto da parte di Marcello Schiavon. Palla molto alta, presa al volo, grande placcaggio di Ferrigato. Lodi? È là la telecamera. Sì, però Pelliello ha detto che hanno detto a Pelliello di fare il video. Ma l'ha detto lui? Presa al volo da parte di Piantavigna. Palla molto alta, una penandere a cercare di Marcello Schiavon. Presa al volo da Petrarca. E c'è il vantaggio, placcaggio alto. Partita molto tattica questo Gran inizio. placcaggio di Nalin ancora. Ancora vantaggio da parte del Petrarca. C'è l'avanzamento, continua a giocare il Petrarca. Ancora continua a giocare in zona 1. Petrarca, occhio ancora, prova a cercare un riciclo. Il mediano di apertura Petrarchino. Prova un bel 50-22. Ma c'è il vantaggio, si ritorna sul vantaggio. Partita molto intensa fin dal primo secondo. Sì. Molto tattica anche, vediamo molti calci da parte del Rovigo. Probabilmente sì, cercheranno di utilizzare comunque questo stile di gioco qua per portare pressione ai giocatori di Padova. E vediamo anche che il Petrarca usa molto il loro fisico, molto impotente. Tanto tempo fermo per un giocatore a terra, il numero 4, la nostra seconda linea. Si riprenderà da un calcio punizione per Petrarca che probabilmente andrà in touche in questo momento. Bella touche anche se aveva poco angolo. Prende Sì, un bella guadagna. 30 metri Sì. di calcio. Touche poco fuori dai 22. Touche a 5. Sicura sul primo Ancora. blocco, ma C'è un in avanti. punto C'è forte il di Rovigo. vantaggio. Grande avanzamento da parte di Zampollo che porta fuori dalla pressione Rovigo. Adesso Toso andrà con un box molto lungo centro al campo proprio per portare la pressione. Si bella colpiscono, botta. attenzione.
Palla rallentata Cercano- da parte del Petrarca con ottima pressione del Rovigo. Giocano veloce in zona 3. Bel buco. E c'è un vantaggio per un velo. Fallo contro il Petrarca per un velo in attacco. Ora il Rovigo deciderà se andare in touche o cercare i 3 punti. Però molto più probabile la scelta per andare in touche, perché è una posizione molto A inizio defilata. partita ha anche molto senso alla fine Ugo per cercare comunque il bersaglio grosso. Cercano i 7 punti. Vediamo nel loro punto forte le touche il Rovigo come farà. Touche più o meno sui 15 metri. Rovigo che comunque è conosciuta comunque anche per la sua grande maul, sempre avanzante anche per Pallone in mano di Macilla, Eccolo bel lì. lancio. Il E c'è la capitano, maul. il capitano cerca di trainare la Sono squadra fermi, alla sono meta. fermi, c'è l'avanzamento. Forse lì c'è Qualche un fuorigioco, fallo, c'è non un si fuorigioco, può essere. Non c'è ancora vantaggio. Ancora. L'ha detto. Ancora c'è l'avanzamento, Bell'avanzamento di ancora. Rovigo. E la porta da terra e questo c'è il vantaggio. E qua non c'è il vantaggio. È da solo, servono i sostegni. Riposiziona un pod Toso. Lucchetta. A cercare spazio. Ancora il pod. Colla Edoardo, scardina lì davanti. Regina. 5 metri. Difesa molto organizzata da parte di Petrarca sulla loro linea di meta. C'è il vantaggio e si vanno a prendere il calcio Rovigo sui 5 metri. Petrarca molto sotto pressione, Ugo, che ne dici? Sì, molto. Prima potevamo vedere come stavano dominando nella parte di campo del Rovigo, ma poi c'è stato un cambiamento. Ora il numero 10 si prende la responsabilità di fare i primi 3 punti di questo derby. Molto bravo Rovigo comunque nella scelta dello stile di gioco, che va a cercare molta pressione e comunque anche molto duri sugli impatti, cercano comunque sempre l'avanzamento. Adesso Schiavon. Potrebbero essere i primi punti di questa partita. Ci sono i 3 punti, I primi 3-0 3 Rovigo. punti. Rovigo sblocca per primo il risultato con un bel 3-0. Numero 10 Marcello Schiavone. Ancora molto sotto controllo. Molto sotto controllo ancora la disciplina da parte di Rovigo, a parte per quel placcaggio alto. Come dalle aspettative. Pesa al volo, C'è una- Ferrigato, poco fuori dai 22. Vogliono andare a cercare comunque spazio verso la linea di touche. Proprio come le aspettative, si credeva una partita molto equilibrata e possiamo vedere come le due squadre stanno combattendo. E molto Sì. bella partita fin dall'inizio, direi. Cercano comunque sempre di portare pressione anche quelli di Petrarca. Adesso la liberazione da parte di Schiavon che va a cercare un Bellissimo calcio in touche. calcio dentro i 5 metri. Cerca il contrattacco il Petrarca con numero 7. Gran buco questo, Bella molto terza- bravo. Terza linea, grande ball carrier. Attenzione. Salta il giocatore, palla E alla adesso ala, numero 14. 2 contro 1. Placcaggio di ancora lì. Tito Pontavigna. Sale molto la difesa del Rovigo, un po' troppo aperta, un po' troppo larga questa difesa. Occhio Petrarca che torna in casa, cerca lo spazio Cerca lo spazio. e gran placcaggio di Tommasi. Petrarca ancora nei 22 di Rovigo. Direi difesa molto ben organizzata, molto... Ancora lì Petrarca, ancora lì Rovigo a tenere a bada. I la squadra petrarchini di Padova. cercano gran di... placcaggio cercano un di buco, Lucchetta ma vengono con portati Fusceddu. indietro.
Palla ancora in del Petrarca. possesso del Petrarca Sì. ancora. Non si è capito bene, attenzione perché questo potrebbe essere il secondo. Bel placcaggio Dovrebbero del numero lasciarlo. 8 Edoardo Colla. Ancora il Petrarca in attacco. Bravo Rovigo, comunque disciplina, soprattutto lì nelle rack. Nonostante le fasi su fasi. E c'è l'intercetto! Falla contro del Attenzione. Rovigo per fuorigioco del numero 4 Matteo sì. Puscedi. Sì, fuori gioco. Fuori gioco, penso proprio che vanno a cercare di eguagliare il risultato con i 3 punti del numero Esattamente 10. così, Ugo. Vanno a cercare comunque i 3 punti anche Petrarca. Posizione molto centrale, facile per un piazzatore, però è il derby, quindi non si sa mai. Niente è scontato, Niente è niente scontato. viene dato per scontato. Tutti i palloni pesano 1 chilo. Adesso vediamo di apertura Petrarca che cercherà di andare ad eguagliare il risultato, come dicevi tu Ugo, e prova a riaprire la partita adesso Petrarca. Possiamo vedere il numero 4, Marco Lucchetta, come Ci sono i 3 punti di Petrarca, partita ancora aperta, ma siamo ancora all'inizio di questo favoloso derby. Rovigo pronto al kick-off, intanto notiamo in fondo al campo Marco il numero 4, il numero 4. Marco Lucchetta. Sì. Ho già preso una botta prima Ugo all'inizio sì, partita e Credo che si senta è ancora. dolorante l'avanzamento di Rovigo, grande avanzamento. Nalin, Puma, Cerca eccolo un lì, tip col Perini. numero Perini, Francesco, Poltronieri. numero 12, Va a Riccardo cercare spazio, Poltronieri, Poltronieri. buon carry, bella pulizia. Nalin, sempre in avanzamento. Schiavon, cerca Cerca lo spazio comunque. Cerca lui stesso Rovigo. lo spazio tra le difesa del Petrarca, però sembra una difesa molto organizzata. Grande avanzamento di Puscedu questo, Fasi su C'era un fasi, po' fuori come gioco. col calma il Rovigo cerca di fare metri Nalin, per arrivare alla eccoli. meta. Molto vicini comunque i sostegni da parte di Rovigo, che c'è gran difesa di Petrarca adesso. Ora il Rovigo cercherà una soluzione al largo. Placcaggio, Molto- ma c'è il riciclo, molto mani bello messe a flood terra, di mani messe a numero terra, 10. c'è il vantaggio Vantaggio a Rovigo. favore di Rovigo. Forse cercherà di sfruttarlo adesso con Lucchetta. Possiamo vedere come le difese sono molto disciplinate, a parte qualche fallo. Però ci C'è il sta. tenuto Petrarca, ma c'è un vantaggio prima. Schermaglia intanto tra i giocatori lì davanti. Qua possiamo vedere come sia una partita di alto livello. come- Sì. Dalle Sì, aspettative sì, si sì. capiva già. Time off. Richiama l'arbitro, il capitano. È già il terzo fallo comunque, sì. C'è un primo richiamo. Adesso proverà ad andare forse Schiavone di nuovo per i 3 punti oppure andrà sicuramente in touche. Cercano i punti. I 7 punti. Gran calcio di Schiavone che porta Rovigo poco fuori sui 5 metri. Diciamo che adesso Touche sono sui nella power zone di Rovigo. Vediamo Sono se ball. riescono a organizzare la mul come prima. Touche completa. Touche completa. Gran presa Il di capitano Nalin. prende il C'è la pallone. mall di Rovigo. Mul. Avanzano. Vanno! C'è- Risposte grande laterali, difesa del risposte Petrarca. laterali. Lì c'è un fuorigioco, deve andarsene da lì. E vanno. Vanno. Tenuto alto. Grande difesa del Petrarca. Non si capisce molto bene da questa prospettiva, Tenuta però alta da Petrarca, gran difesa. Ma Rovigo non molla. Non stato- difesa ottima.
Gran difesa quella di Petrarca, eh. Sì, sì. riesce comunque a difendere la specialità dei La Rovigotti. specialità di casa, esatto. Bella difesa. Tanto drop out dalla linea di meta con il numero 15 Piantavigna. Gran prova all'incrocio, Nalin, loop. Bel placcaggio. Del flanker, sì. Gran placcaggio adesso di nuovo con Toso. Regina adesso, sì. Possiamo vedere come cerca comunque spazio Rovigo, potrebbe esserci spazio in casa ancora. Possiamo vedere come sia una difesa molto Sì. organizzata quella dei Rovigotti. Cerca Gran il calcio. di Schiavon, Bellissimo calcio. porta la pressione. Guadagno territoriale. Quasi 50-22. Sì, non c'è il 50-22, ma c'è un'ottima pressione da parte di Rovigo. Direi con, scelta ottima e anche bella esecuzione. Ottimo calcio da parte del numero 10. sì, bravo il numero 10 di Rovigo, Marcello Schiavon, anno 2007. E si prende comunque una grande responsabilità per giocare il numero 10 in un derby e anche e soprattutto indossando questi colori. Palla alta per Petrarca. Avanti E da c'è! parte del Petrarca. Questo è anche Mischia il modo sui di Rovigo 22. per complicare la situazione a Petrarca. Ottima base da dove partire per fare una meta. Mischia sui 22. Vediamo cosa farà il Rovigo. Tanto prima mischia di questa partita. Dopo 15 minuti di gioco, diciamo che Sono una due mischie ottime. Vediamo chi prevarrà in questa match. Comunque diciamo che Rovigo adesso in questo periodo è anche in grave difficoltà a causa di molti infortuni, anche come quello di Matteo Milan che gioca in accademia nazionale, 19, ha ricordiamo. giocato a Parabiago, attenzione, Fallo contro Rovigo. Nonostante l'avanzamento, l'arbitro fischia un fallo. numero, sì, c'è il fallo da parte di Mischia, il numero 1, Zampollo. Non ho capito bene, credo forse spinta continua oppure spinta storta. Si accende il tifo. Attenzione. Sbaglia il calcio in touche. No. Numero 8 Colla fa un... No, Schiavon, bel Marcello, calcio, cerca... Ma il numero 15 pronto a prendere al volo e cercare anche... No, cerca di cerca ancora in contrattaccare. mezzo con Buon carry. numero estremo, Macilla. Il Petrarca riesce a uscire da questa situazione, nonostante non sia riuscita ad andare Uscirà da con un grande box molto alto a cercare Piantavigna, presa al volo. Prova a uscire bene dal frontale, ma scivola più o meno. Questo campo è molto duro, campo di Rovigo. Toso con Nalin che va a cercare la è un po' sì, alto è questo, un po' alto. Ref. È un po' alto. Va sulla palla, Ma ma non nonostante rotola, questo non riesce rotola. a prendere metre. Il numero 7, il capitano. Calcio di liberazione di Schiavon. Calcio perfetto dentro i 5 metri. Wizzon. Placcaggio un po' alto, l'arbitro dà il vantaggio. Sì. Secondo Il tifoso di Petrarca si lamenta con l'arbitro perché volevano un cartellino, però nonostante sia il primo placcaggio della partita non esce. E secondo calcio che non va in touche. grande Cerca di fare un chip per se stesso, ma la riprende il tallonatore del Petrarca. Ora è in attacco sui 22 il Petrarca. Situazione ottima per loro. Numero maggiore rispetto al Rovigo. guardalo lì. Siamo dentro i 22, zona oro per il Petrarca. Servono i punti. Continuano a scardinare lì davanti i giocatori del Petrarca. Ogni volta che fanno un carry vanno in avanzamento. Come si pensava fin da prima della partita, il Petrarca cerca di metterla sul piano fisico, dove sono molto forti. assolutamente.
Infatti vediamo come dominano. Gran placcaggio di Poltronieri e questo è un tenuto. Non fischia Non il arriva il tenuto. tenuto neanche qua. Bei placcaggi, vanno basse le caviglie. Adesso c'è la difesa Cerca un di placcaggio Rovigo. raddoppiato. Tenuto alto. Tenuto Alto. Vanno a Adesso terra. lo devo lasciare. Ed Bello! è tenuto invece. Forse a terra c'era il Turnover. giocatore Rodigino. Turnover. Sì. Difesa ottima del Rovigo nonostante la differenza di fisicità. Tenuto alto è seconda mischia di questa partita. Vediamo Adesso cosa vediamo accadrà perché ora, perché prima hanno fischiato un calcio a favore del Petrarca. Si vedrà ora. probabilmente cercheranno comunque uscire dalla pressione Rovigo, cercando di andare a cercare magari un calcio in fallo laterale. E vediamo Sì, se... bisogna uscire da questa zona molto pericolosa. Come dicevo prima, Rovigo in grave difficoltà per anche sia per infortuni, anche per e diciamo che senza la presenza anche di molti giocatori in prima linea e anche di giocatori nei tre quarti come Matteo Milan, Scuola Accademia Fira Treviso, e anche giocatori della nazionale che ha partecipato nell'amichevole contro la Francia a Parabiago. a Parabiago. Dopo un infortunio subito La contro la tengono Benetton. alta, la tengono alta. Poltronieri Bel contatto cercheranno di andare in touche. gran calcio Che rimane di dentro, Marcello. però il 15 cerca di contrattaccare, gioca un 2-1 con l'ala, colla, bel forse placcaggio, lì- cerca il tenuto, ma bella pulizia da parte del Petrarca. Era un po' laterale secondo me. C'era Il Petrarca sta facendo uso continuo di pod. c'era un per il intercetto e Petrarca. Poltronieri, ma palla ancora tenuta da parte di Rovigo. Gran placcaggio di Uno contro Poltronieri. uno, siamo su Ferrigato. 5, cercano di portarlo fuori e lo portano fuori. Bella difesa di Rovigo, ma si C'è un torna vantaggio. sul vantaggio di Sì, prima. c'era il vantaggio. Per avanti volontario da parte del numero 12, Riccardo Poltronieri. Niente giallo perché non era un'azione da meta. E vanno per i pali, molto probabilmente. E cercano di andare sopra. No, vanno in touche invece, cercano il bersaglio grosso. Calcio nei 5 metri, sì. Adesso vediamo comunque come difenderà Rovigo, che ha un'ottima mall, ma Petrarca potrebbe anche andare a giocare al largo cercando l'utilizzo delle mani dei tre quarti. Molto probabilmente cercheranno di formare una mull, visto la zona del campo dove ci troviamo. Tuscia a 7, Cercano gran di presa saltare, Petrarca, però tornano all'interno. cercano di usare il canale dei 5 col talonatore, però non ce la fanno, non arrivano in meta, siamo sui 5, comunque zona pericolosa per il Rovigo. Pick and go da parte del Petrarca, fuori gioco del Rovigo. Sì. Cercano un calcio passaggio, però non va a buon fine perché la prende il numero 15 Tito, però la recupera il Petrarca con l'ala. C'è ancora il vantaggio nonostante Vantaggio il calcio all'ala. precedente. Se ne è Ferrigato. Dopo il placcaggio rimane a terra. Continua Ferrigato. l'avanzamento del Petrarca. Ferrigato che torna da un infortunio al dito subito. Sì, dopo Nelle l'intervento, amichevoli, prima per- partita dopo l'infortunio. Partita importante, Attenzione, vedremo. il calcio dietro. E il numero 9, Yuri Toso, bella intervento copertura. difensivo, copertura, molto bene. C'è il vantaggio ancora da parte L'ala, di il numero 14, Petrarca. Lorenzo Ferrigato rimane a terra per un colpo alla testa. Arbitro! Uomo a terra! Sì, intanto Ferrigato si rialza. Colpo alla testa molto Mi sa di potente, sì. vedremo. Sì, vediamo. L'arbitro comunque non ferma il gioco, non si sa. Ah, ora lo? No, si gioca comunque nonostante ci siano infortunati. Meta
Se ne fosse Molto vicino venuto alla altro, meta, Petrarca sarà- ancora lì. Mancano pochi centimetri ad aggiungere al traguardo e alla meta. Vediamo difesa del Rovigo. Meta del Petrarca. Mette il Petrarca. Prima meta a sbloccare il risultato. L'hanno fatto capire da subito, vanno a cercare il contatto fisico e sì, questa partita è dura, è un derby, è il derby d'Italia, e che sia prima squadra o under 18 o anche mini rugby è comunque un derby e Come con la dare partita. il proprio meglio. Ricordiamo che il Petrarca nella vittoria precedente contro il Benetton hanno Sì. segnato ben 5 mete di pick and go, punto forte loro, infatti hanno fatto appena meta di pick and go. Adesso intanto con vediamo di apertura del Petrarca che vuole andare ad aggiungere altri 2 punti al tabellone. Rovigo che sta calando leggermente piano piano, ma la partita è ancora lunga, siamo ancora a metà del primo tempo e tutto è ancora aperto. Trasformazione del numero Calcio dei 10 pali che che va a segno. Va ad aggiungere 2 punti al tabellone. Risultato 3 3. a 10 per il Petrarca. Gli ospiti di casa si trovano in un momento di difficoltà in questo, nonostante siano partiti bene. Ancora Schiavon. Calcio molto alto e molto lungo nei 22. Siamo dentro i 22, quindi il Petrarca cercherà di andare in touche con il numero 15. Calcio che Trova non un va fuori. buco lì in mezzo tra la linea che aveva portato la pressione. Cerca un up and under il numero 15, però dentro i 22. Non chiama il mark comunque. Prova il Gran contrattacco. placcaggio di Perini adesso. Questo. Attenzione. Prova ad andare Cercano di di nuovo in liberare liberazione con con un la calcio dal mediano di box. Mischia. Schiavon Recupera palla. va a trovare un muro nero lì davanti. Schiavon riposiziona tutto. Contro Rack da parte del Petrarca. Contro Rack. Palla ancora Rovigo con Perini che va a cercare comunque spazio e lo trova. Nalin ancora, gran difesa da parte di Petrarca. Palla ancora in possesso di Rovigo. Schiavone, Cerca un calcio palla alto. alta. Tommasi sotto. È presa al volo ancora. Comunque, L'arbitro dice che è indietro, quindi non fischia avanti. Cerca un calcio in zona a destra. Attenzione con Piantavigna. Prova il chip per se stesso. Che si riprende. E questo è un placcaggio alto, è qua adesso. Placcaggio alto. C'è il vantaggio C'è il di vantaggio Rovigo per che si va a prendere un Rovigo, calcio forse c'è anche il grande. cartellino. Grande azione da parte di Piantavigna. Sarà Questo un po' di fortuna, sarà un po' di bravura, però comunque si ritrova il pallone nelle mani. Il numero 15. Marcello Schiavone va in touche. Prima abbiamo visto una touche sui 5 metri che non è andata a segno di Rovigo, vedremo se riusciranno a rifarsi con questa touche. Sì, ci avviciniamo intanto alla fine del primo tempo, quindi direi che c'è ancora tempo. Gran presa di Nalin, può ancora formarsi la mall da parte di Rovigo che va a terra e forse e bisogna riorganizzarsi. Toso con Poltronieri, ancora Toso, ancora parla per Pusheddu, è un placcaggio forse un po' alto quello, ma cerca di tenerlo alto Petrarca, ancora palla in possesso di Rovigo.
Il Regina Rovigo, che prova ad andare a scardinare là davanti, niente da fare ancora. il Rovigo cerca dei buchi dentro alla difesa del Petrarca che sembra non Con subire, invece Zappollo che cerca bel di scardinare là press davanti. del- Power zone Rovigo, 5 metri. Adesso Fallo, c'è il vantaggio, c'è il vantaggio, vantaggio. c'è il vantaggio. C'è il vantaggio. cartellino giallo E c'è per il i primo falli cartellino. ripetuti per il numero 7. Tifosi del Rovigo che si scaldano dopo questo cartellino. Ci credono, siamo in casa nostra e Saranno 10 minuti in numero maggiore per il Rovigo che andranno per i pali nonostante il cartellino. tanto andranno per i pali con Schiavon per comunque accorciare le distanze dal 3 a 10. Ricordiamo che il cartellino giallo dura 10 minuti. Quindi vuol dire che non parteciperà neanche all'inizio del secondo tempo il giocatore del Petrarca, il flanker. Mancano 5 minuti alla fine Arrivano della i 3 partita. punti di Schiavon. Rovigo 6, Petrarca 10. Partita ancora aperta. Nonostante siano partiti male il Petrarca all'inizio di quest'anno, ora stanno cercando di... Sì, comunque dopo infatti la partita della scorsa settimana contro la prima in classifica ci credono, sono venuti qua per comunque dimostrare e... C'è un cambio, esce il numero 4 Marco Lucchetta, ricordiamo per l'infortunio precedentemente, e Entra il entra numero il 21, Tommaso Maragni. che lui flanker, può giocare anche il numero 8, Possiamo dire un tuttofare. nato anno 2006. Arriva il drop, Formazione presa al Badia. volo di Marcello Schiavon che ora va a Bel calcio in cercare touche. una touche e la trova lì dopo la metà campo. L'anno precedente ricordiamo che Rovigo è riuscito ad arrivare fino in semifinale. Sì, Rovigo comunque era da anni che non andava ai playoff, l'anno scorso ci è arrivata sempre con Stefan Basson, con anche al suo fianco Marco Lazzaretti e anche con il team manager Enrico Ruzza e soprattutto la presenza di Andrea Visentin, giocatore della prima squadra e preparatore atletico dell'Under 18. Eccellente. Gran placcaggio adesso di Maragni appena entrato. Prova a C'è- cercare spazio il numero 10 di Petrarca. Bella Gran copertura presa al del volo numero di Ferrigato. 14. Che cerca Palla un calcio lunga. lungo sui 22. Adesso c'è ancora tempo. Cerca un Palla calcio alta. lungo. Forse potrebbe esserci Ancora Marcello Schiavon. Dentro i 22 cercherà di andare in touche. dentro i 22 E, e la e va farà così. a cercare di nuovo. Grande calcio da parte di Rovigo che all'uso del piede non sta giocando male Rovigo a livello di piede. Forse manca ancora un po' una visione di gioco e un po' di decision making, ma d'altronde comunque sono ragazzi di 18-17 anni che hanno ancora un grande margine di crescita e possono comunque anche svilupparsi soprattutto nelle categorie giovanili. Molle intanto da parte di Petrarca che in questo momento non avanza dopo aver fatto 2 metri e allora sono lì fermi. C'è Continua l'avanzamento da parte di Petrarca, niente fuori gioco. La palla non esce, non esce turnover. e c'è il turnover da parte di Rovigo. Ottima difesa nonostante l'avanzamento. del Adesso è Petrarca. dura. E ricordiamo che Petrarca è un uomo in meno. Ultimi decisione di Rovigo- minuti di gioco. Sì, la decisione di Rovigo di andare comunque a cercare sempre la touche, sapendo che loro sono un uomo in meno, a cercare comunque delle mischie, non è una pessima idea.
Mischia Rovigo. Possiamo vedere nelle tribune come c'è presente tutta la seconda squadra del Rovigo, poiché ha una giornata di riposo. Sì, infatti questa non l'abbiamo detto prima, ma è l'ultima partita del 2024 per Rovigo e adesso vanno a cercare comunque la superiorità numerica. Fuori, arbitro, fuori. C'è presente un avanti del numero 11, Riccardo Tommasi, quindi si torna al vantaggio. Peccato, era una grande azione. Rovigo adesso si vuole riprendere tutto e ci credono. Mischia ancora per È presente un numero Per molto Petrarca numeroso adesso. nelle tribune di tifosi, sia Petrarchini che Rodigini. Sì. Comunque ricordiamo che è un derby ed è il derby di Rovigo, di Padova. E dopo ci sarà anche allo stadio Mario Battaglini la Sì, sfida tra ricordiamo Rovigo dopo e Viadana. Rovigo Viadana. Lì va con la mano, forse l'arbitro non riesce a vedere. Cerca di andare in tre. C'è il fuorigioco Numero da 8, parte bel di Carry da parte del c'è il numero 8 vantaggio del per Petrarca. un fuorigioco da parte di Rovigo, ma c'è adesso il placcaggio avanzante di Nalina e Zampollo. Gran partita di Zampollo, nonostante il primo fallo che ha fatto in mischia, ma sta giocando molto bene. Disciplina, gran placcaggio avanzanti. Palla per e c'è in avanti. Doveva esserci il vantaggio, doveva essere finito. Si torna al vantaggio precedente per il fuorigioco del numero 2 Alessandro Nalini. Sì. Vediamo se adesso anche di nuovo il calcio di Mizzon, l'estremo di Petrarca. Non resta stavolta esce. Poco dentro Corta e i denti sicura. di 22. Tanto dovrebbe essere tempo rosso. Sarà l'ultima azione del primo tempo. Siamo Sappiamo su che un i tempi punteggio di durano 6 in 35 minuti l'uno. Attenzione, fanno a isolarsi, crolla la Mol. Fallo contro Rovigo. Adesso chiede spiegazioni il capitano Nalin. Ricordiamo viene che dato come lui anche come fallo a Matteo favore. Milan, anche lui ha giocato in nazionale. Ha fatto le Summer Series a Parma con l'Under 18 dell'Italia. Sono lì poco fuori dai 5 metri. Primo blocco e adesso c'è una Mol da parte di Petrarca, tiene la difesa Rovigo, gira la Mol, Avanza e vanno e meta da parte del talloratore del Petrarca. c'è la meta di Petrarca. Sono 15 adesso i punti di Petrarca, nonostante l'uomo in meno. Rovigo che è partita bene all'inizio della partita, però non si sa come mai. Stanno calando un po'. Adesso vediamo se riusciranno ad aggiungere altri 2 punti, che comunque sono molto importanti. Posizione defilata, Tanto sì, difficile. tempo rosso. Sarà l'ultimo calcio del primo tempo. Direi bel modo per finire il primo tempo da parte del Petrarca. Sì, con una assolutamente. meta.
calcio abbastanza complicato. Silenzio tombale allo campo 2 del Mario Battaglini. Calcio che va dentro, Dentro i pali. perfetto. Gran calcio e Petrarca ci crede. Fine primo tempo. Ci troveremo nel secondo tempo, dopo la pausa. Rinizia il secondo tempo, palla in mano al numero 10 del Rovigo che darà via. Non ci sono stati cambi da ambi le parti. Il Rovigo cerca di fare il turnover come ha fatto nel primo tempo. Attaccante che resta su, turnover da parte del Rovigo. Come abbiamo visto nel primo tempo ne avevano già fatti 2. Questo sarà il terzo della partita. Difesa molto organizzata del Rovigo. Si partirà con una mischia sui 5.
Vedremo come andrà questa mischia. Sembra molto equilibrata. Vediamo le spinte. Niente, non c'è avanzo da ambe le parti. Ora cercano di giocare i tre quarti del Rovigo. Bell'avanzamento dell'ala del numero 11 Riccardo Tommasi. Gioca veloce con l'entrato, però fa un avanti dopo aver provato il passaggio prima del contatto. Sarà mischia per il Petrarca sui loro 22. Vediamo se cercano di giocare oppure se cercano di liberare. Ferri, occhio al calcio che si ferma e calcia di qua. Ferri. L'ha detto Steph che il 10 si ferma, torna di qua e calcia. Non credo. Prima mischia del secondo tempo, adesso Seconda. ottimo ingaggio, gira, palla da parte del mediano di apertura, gran calcio da parte dei 22. La recupera il numero Piantavigna. 15 che cerca di calciare. Bel calcio dove non c'era nessun difensore del Petrarca. Prova il numero 10 il contrattacco. Possesso del Petrarca sulla metà campo. c'è il un c'è il fallo tenuto. a favore del Petrarca. Sa del Rovigo. Tommasi. Ricomincia bene il secondo tempo per Rovigo e adesso vediamo con questa touche. Petrarca, Tanto è che non ha rientrato, ancora tanto è rientrato il giallo. Quindi è di nuovo un 15 contro 15. Gran presa di Perini, esce fuori con Ferrigato e adesso Ferrigato, bel passaggio di Marcello che subisce una bella con placcaggio in Toso. ritardo. Perini ancora a cercare spazio, ottima pulizia da parte di Rovigo. Questo c'è un tenuto e qua c'è il tenuto da a parte favore di del Petrarca. da parte del numero 6. Si è andato a isolare lì Zampollo. Nonostante che nel primo tempo abbiamo visto bella pulizia da parte del Rovigo, nel secondo tempo c'è un po' meno. Sarà la stanchezza. Touche praticamente sulla metà campo adesso. Ricordiamo che questa è la penultima giornata di andata e Touche l'ultima a 6 giornata del per 2024. Petrarca. Ultimo blocco. Cercano di giocare col numero 13. Ce l'hanno Bel lì, placcaggio del intanto numero 10. Maragni. Ancora Regina. Prova il riciclo, niente da fare. Palla lenta. Palla ancora Petrarca. Occhio il mediano di Mischia. Palla per il 10. Palla molto alta. Palla alta dentro i Usa il 22. mark Possibilità di chiamare il mark. Come e lo va fa a il chiamare numero con 15. Piantavigna. Stoppato, però non c'era lo spazio. Sarà calcio di Calcio di seconda. a favore del Sì. Rovigo. Lungo. Calcio dentro il campo che rimane dentro. L'ala cerca di ricontrattaccare. Forse- Bel placcaggio del numero poteva 6 esserci Francesco Perini. l'intenuto. Grande stoppata con, dal numero 5 Nalin. Puceddu, Samuele Puceddu. Nalin placca. C'è la pressione di Rovigo, ci credono. Sono partiti dai loro 22, ora si trovano nei 22 del Petrarca. Vanno a metà campo, è rischiosa lì. Palla del
Tremo Tush che però rimane sui 22. Rovigo in attacco. poco fuori dai 22. Da quella posizione lì Rovigo potrebbe andare a cercare forse una mall. Tuscia 5. Occhio agli spazi, occhio agli spazi, occhio a... Vediamo chi riceverà. Sarà il numero 6, Francesco Grande Perini, pre- però Ah! non prende. E forse lì c'era un in avanti lì. Bel carry da parte del numero 6, la terza linea del Petrarca. Adesso e c'è lì in del numero avanti. 10. Bella la pressione, la salita del Rovigo in difesa. Andranno adesso con un'altra mischia. Rovigo quasi a metà campo, comunque Molto. Recupera, nonostante averla persa indietro, il numero 10 riesce a recuperare il cioè, pallone, prova un comunque chip. recupero da parte di Petrarca. Occhio al fuorigioco, comunque gran placcaggio Raggio del questo di capitano. Nalin. Sì. Rovigo si rifiuta di perdere questa partita. Calcio da parte dell'estremo molto centrale con Prende il Scamon numero che vuole andare a cercare il un 50-22, ma 50-22 bella troppo copertura da alto. parte del numero 15. Il numero 10 cerca di andare in touche. Adesso sono lì sui 40 metri, metà campo da parte del Petrarca. Respira, respira. Dai, Corrado, dai. Dai, Rovigo. Dai, Nalo. Tuscia 5 anche questa. Vado a cercare il primo blocco. Gran presa questa di Rovigo e c'è la molla. E c'è la molla avanzante. E c'è la molla avanzante. Con il tempismo gira. Riesce a recuperare, lo Ma- si sa come il Petrarca. Ora cerca. Adesso va a cercare lo spazio. Numero 10. Con Schiavon. Tanto tempo fermo. L'arbitro richiama comunque Il capitano. i capitani e 2 giocatori delle proprie squadre. C'è molta tensione, siccome un derby, quindi. Sarà un calcio a favore del Rovigo. Non sappiamo neanche il perché, però fallo a favore di Rovigo dopo Di touche col piede di Marcello. decisione dell'arbitro, dopo aver richiamato i capitani. Gran touche sui 22. Rovigo ancora in attacco, c'è un. Possesso palla maggiore da parte di Rovigo negli ultimi minuti. Il Petrarca Prova, fa fatica a sì. uscire dalla metà campo. Sì. Molti errori individuali, disciplina. Entra col numero 20 Francesco Ferrigatto, esce il numero Sì. 8 Edoardo Colla, entra col numero 18, Col numero 18 Filippo 30 anni ed Sì. esce col tallonatore il numero 2 Gran Alessandro Nalin. partita di
Partita, di Colla grande e anche partita di... difensiva da parte di Ottima Nalin e partita anche Colla. di Nalin, che comunque nonostante i lanci in touche ha dato un enorme contributo da parte di Rovigo, e adesso c'è la Mol, è la lì Mol. e c'è il vantaggio Grande e se lo vanno a impatto, riprendere, direi si grande- vanno a prendere il Grande vantaggio. impatto del numero 18, 30 anni, che con un lancio molto eccezionale riesce a Attenzione, concordare- palla con Schiavone, che grande cerca un neve. salto per numero 14, E grande Lorenzo Ferrigatto. grande intervento di Ferrigato questo, sì sì. Zampollo, sostegni vicini, dovrebbe esserci ancora il vantaggio. Nalin, Bella pulizia. Ferrigato, È entrato Ferrigatto, cerca di fare un carry. dovrebbe esserci il tenuto, invece no, palla Non ancora esi- di non c'è il Rovigo. tenuto. Bel placcaggio, bella difesa direi. Questa sì. C'è un avanti da parte del Rovigo, però si torna sul vantaggio precedente per il Sì, fallo in mull. sì. Penso proprio che riandranno in mull grazie a questa mull veramente eccezionale, che si accende il tifo qua a Rovigo. Sì, hanno capito Per i padroni di comunque. casa. Hanno capito che comunque è un'ottima occasione da parte per Rovigo per riportarsi in partita e accorciare le le distanze sul tabellone. Questo 17-6 molto pesante dopo la meta subita a fine primo tempo. Con trasformazione Rovigo deve assolutamente rientrare in partita e questa è un'ottima occasione. Posso mettere in muto un attimo? Adesso c'è una touche da parte di Rovigo. Ah, ce l'hai? Grazie. Touche completa. 30 anni. Nalin e c'è la mole e stavolta la portano giù. Non c'è il vantaggio. C'è il vantaggio, palla. Adesso inizia la guerra lì nei 22 di Petrarca. Il Rovigo cerca di cercare un buco tra la difesa petrarchina. Gran avanzamento questo di Regina, Cerca il numero Attenzione. 20, non è entrato! Ancora lì, palla corta, è corta. Arriva corto, però siamo sui 2 metri dalla C'è ancora dalla spazio meta. lì per Cerca Zampollo! Non ci arriva, per un soffio! E c'è la meta! Regina! Va in meta! Si riapre la partita. Si accorciano le distanze. E ora, Adesso è dura. fondamentale, Si riaccende il Battaglini qui. fondamentale non fare più errori. Ci credono questi ragazzi. Petrarca in difficoltà dopo l'inizio di questo secondo tempo. Ora sta sui piedi di Marcello Schiavon a cercare di accorciare ancora le distanze, ancora di 2 punti. Sì. Ricordiamo che ora siamo 11-17, però potrebbe diventare 13 se si trasforma. Tanto iniziamo a notare anche che dalla panchina di Petrarca iniziano ad arrivare E si riscaldamenti. riesce. Grande piede di Marcello, anche oggi. È positiva. Oggi Schiavone 3 su 3. Tanto come dicevo, ci sono dei movimenti nelle panchine di Rovigo e di Petrarca. Pronta Rovigo per ricevere il calcio. Schiavon, gran calcio di Gran Schiavon. calcio che non esce, rimane in campo. Numero 10 cerca di giocare col 7. Perini ha cercato ottimo lo spazio, è riuscito anche a placcaggio qua di Rovigo. Ecco, si tuffano un po' nelle rack.
Vantaggio, c'è il line break. Ancora Petrarca. Gran placcaggio di Nalin. Partita dal punto di vista difensivo fondamentale di Luigi Nalin, il capitano. Ancora palla per Petrarca. Petrarca Adesso prova a rivelocizzare un po' il tutto, vuole crederci Petrarca, ma qua la difesa di Rovigo si fa sentire. Touche per Rovigo lì sui propri 40 metri. L'arbitro si conferma con quella decisione di prima che la palla è andata indietro e non c'è nessun vantaggio, quindi touche adesso per Rovigo. Touche 5 come prima con Perini, messa giù, la palla è uscita con 30 anni che fa un ottimo carry, cerca di non isolarsi, però forse c'è il tenuto qua da parte di tenuto. Petrarca, invece no, palla a disposizione Regina. Rovigo cerca di andare verso la touche per cercare di fare un calcio dal box. Ha raddoppiato il placcaggio su di lui, Schiavone alla liberazione. Adesso col numero 10 Milan. Bella continuità da parte del Petrarca che riesce a fare un avanzamento di 30 metri, però c'è il fallo E c'è il tenuto contro il Petrarca a favore di Rovigo. Cos'è, entrata laterale credo, sì, ed è già È entrata laterale del numero 13, del numero 1. Fondamentale questo fallo a favore di Rovigo perché si trovava... guadagna pochi metri qua Schiavone. corta ma sicura. Anni, pronto, appena entrato, pronto sul punto. Intanto primi cambi anche per Petrarca. Esce il pilone. Entra col numero 19. Esce il numero 3. Esce il numero 5, entra il numero 19. Esce il numero 3 ed entra il numero 18. 16 credo. 18, boh. 18. Grande Mul da parte Grande di Rovigo, Mul. c'è l'avanzamento, forse lì c'è un fuorigioco, rientra infatti il giocatore Avanzamento. Petrarchino. Possiamo vedere come nel C'è secondo avanzamento con e l'entrata- c'è il vantaggio e se lo va a prendere Rovigo Vantaggio. con forza e cattiveria. Fondamentale l'entrata in campo di Filippo Trent'anni che con la Sì. sua entrata c'è stato un Sì, aumento, sì. un avanzamento maggiore nelle Mul. Ottimo sostituzione. Calcio direi. di Schiavon che non vuole perdere tempo. Rovigo ha bisogno di andarsi a prendere almeno una meta. Esce il numero Entra Rotundo, Salvatore e Tiziano Rabaiotti per il Zampollo sostituto e per Regina. Zampollo e Regina. Sì, esce anche il 9 Yuri, grande partita di Toso. Entra Giovanni Biscuolo. Ci crede Rovigo. Oh, cambio di massa qua. Escono 4 giocatori che hanno fatto molto bene, tra cui anche l'autore della meta, Brando Regina. Gran presa e c'è qua, è questa. Forse un fallo. È questa, vanno giù da soli forse. Sì. Calma e pazienza. Rotundo e va a scardinare là davanti. Entrata in campo fondamentale, il primo carry della partita. Attenzione molto- per Perini. Ancora forse dovrebbe esserci
potrebbero cambiare ancora. 30 anni, forse gran placcaggio, ma no, c'è il vantaggio, c'è il vantaggio per un avanti. Sì. Avanti da parte del Rovigo Petrarca. si rifiuta di perderla questa partita. Ennesima mischia in questa partita. Palla stavolta per Rovigo. Pallone su Biscuolo, appena entrato al posto di Toso, anno 2008. Si accende il tifo del Rovigo. E c'è il fallo calcio di punta. seconda. Non si può richiamare mischia per le nuove regole. Ah no, Quindi proveranno no, a giocare. calcio normale. Proveranno a giocare Sì. come faranno con un pod. La prende il numero 20 Ferrigato. Ferrigato. Bella Ottima Ferri. pulizia. Numero Perini, 6 Perini. c'è il sostegno da Si parte gioca di ancora in Rovigo. senso. Ancora Continuano a 30 giocare in anni. senso Rovigo. Ancora 30 anni, ottima pulizia Rovigo, adesso si fa sentire. Ferrigato. Grande entrata questa. Si può dire che con l'entrata del numero 9 Giovanni Poltronieri, Biscuolo, Poltronieri, c'è l'avanzamento. Ferrigato. Qua forse c'è il tenuto, si è isolato troppo. Sì, si è isolato troppo. Ha visto un buco e si è chiuso subito. Ha trovato due giocatori, il placcaggio raddoppiato su di lui. Si può dire che con l'entrata del numero 22, il mediano di mischia Giovanni Biscolo, è incrementata Sì. la velocità di uscita del pallone. Anche c'è maggiore rapidità. ottima la presenza anche di Tiziano Rabaiotti e anche Salvatore Rotundo, che hanno comunque portato dei chili in più in mischia E e freschezza fanno la anche. differenza, Touche poco prima della metà campo per Petrarca. C'era quasi Touche pulita da parte del Petrarca. il che flanker prova a fare Rodiggino, una pull, però però palla per il dal numero 9, forse isolato, è ancora lì, non c'è vantaggio. Si è fermata avanza la leggermente, Mull. piano piano, Fermata. Non c'è vantaggio. Bella difesa del Rovigo, però c'è i tre quarti. forse qua c'è un avanti, Cerca una controracca. e c'è un gran placcaggio questo, gran Alessandro placcaggio di Milan. Perde il caschetto di nuovo Nalin. L'arbitro vede un avanti nel placcaggio di Alessandro Milan, quindi sarà mischia a favore del Petrarca. Mischia perfetta per una base perché è in mezzo al campo e quindi ci sono due sensi per giocare. Iniziano ad essere forse i primi, iniziamo a entrare negli ultimi 10 minuti di questa partita. Rovigo sotto di 4 punti. Basta una meta. Quindi Basta una meta, sì. è una partita molto che ti tiene sulle spine. Conosciamo comunque molto. questi ragazzi, conosciamo Rovigo e non mollano fino alla fine. Ci possiamo ricordare l'anno scorso in casa contro la Benetton, Esattamente. contro Verona. Anche. Mette all'ultimo secondo, Rovigo ci crede sempre fino alla fine. Cerca di partire il numero 8, però viene fermato subito. Gran placcaggio di Rabaiotti e questo E è Ferrigato. il messaggio che vuole dare Rovigo. Fame. Cerca l'open under perché non c'è avanzamento, quindi Marcello con due difensori prova un calcio dove però il 10, buona copertura da parte del mediano d'apertura. Sì, vuole andare a cercare l'altro lato, Ferrigato.
La tocca, La però prende. la riesce a recuperare, cerca il calcio lungo che rimane in campo dentro i 15. Siamo sulla metà campo, cerca Attenzione, ancora, Mizzonna prova il vuole andare a chip, cercare dietro. ma Giovanni Biscuolo riesce e prova un calcio che va di... Attenzione. No, perfetto, Porta la pressione Rovigo. bel placcaggio, Piantaviglia può andare a cercare perché era dentro i 22, però rimane in campo. questo. Partita molto tattica in questo momento, ping pong tra le due squadre. Cerca di contrattaccare, prende l'iniziativa Tito, Lino però viene rotola, placcato Lino subito rotola e infatti ed è un c'è il fallo per a Rovigo. favore, Nonostante l'isolamento da parte dell'estremo di Rovigo, ci Non vuole rotola. calma adesso, ci Bisogna vuole rotolare. calma e lucidità. Va in touche Schiavon. Bella touche. Dai Ferri! Mancano 10 Tuscia- minuti alla fine Tuscia della sei. partita. Attenzione lì. Grande Grande presa questa di Nalin touche. e c'è la molle Ottima e lì c'è il touche. vantaggio E c'è il vantaggio di Rovigo. Vuole sfruttarlo, vuole sfruttarlo. Quindi può giocare anche in fuori. Contronieri dentro i 22, portiamo la pressione. La vogliono portare a casa. Ferrigatto sullo prende stesso l'iniziativa. asse. Bella pulizia. Nalin. Nalo. Rovigo ci Certo crede. avanzamento da parte del Rovigo. Che emozioni. Che carica. Che Ancora palla. Siamo sui 5. Rabaiotti. Rabaiotti. Palla corta. Tenuta alta. Prova ad andare da solo, però tenuta alta. C'è il vantaggio per e il fallo in Rovigo nulla. ci crede, lo Che ha dimostrato emozioni. adesso e vuole dimostrarlo ancora. Che emozioni ci fa vivere il Rovigo, che emozioni. Andranno in touche per E forse entriamo l'avanzamento. come un anno fa con Verona, con Benetton, entriamo nella specialità di casa. Vanno in touche, c'è la calma, chiede calma all'allenatore di Rovigo e siamo lì. Cosa siamo fondamentale ora, non farsi prendere dall'ansia, ma stare calmi. Possiamo vedere come tutta la seconda squadra del Rovigo, l'Under 16, vanno, Si spostano tutti sempre si lì spostano per portarli insieme come una famiglia. per aiutarli. Vogliono essere 16 uomini in campo oggi. Lancio più importante della sua vita, 30 anni. Pallone che pesa, Nalin, ottimo. e c'è la molla. E vanno. E c'è la molla di Rovigo. E c'è la molla di Rovigo. E rientrano, vanno. Forse lì c'è un fallo. adesso si è isolato. Bisogna lasciarlo. Lo dovrebbe lasciare. È là, esce il pallone. Palla ancora per Non è Rovigo. turnover. Con Maragni, scardina lì davanti. Ora un errore potrebbe costare la partita. Nalin sull'esterno, in ritardo i sostegni, palla per Rabaiotti. Power step. No, pallone. E c'è il avanti. vantaggio Rovigo. Avanti a quasi favore di del nuovo. Petrarca nel placcaggio. Sarà mischia del Rovigo. Serve una meta. Ricordiamo che neanche un calcio piazzato servirebbe perché siamo sotto di 4 punti. I subentrati comunque hanno dato ottimo esempio, hanno dato anche Con la loro una freschezza. grande dimostrazione con la loro freschezza. Rovigo ci crede. Ci crede questa Tutti ci città, ci crediamo. credono i giocatori in campo. Mischia molto importante per Rovigo questa. Porta di casetta.
Vediamo la prima mischia da parte dei piloni neoentrati. Salvatore Rotundo c'è- che ha fatto un'ottima partita contro La tiene lì, la Benton. tiene lì, la gira. Sì, tiene il Contronieri, possesso. tiene il non si sa possesso. come. Lì palla ancora per Calma, ora calma. 30 anni. Bel Giù carry. gettoni. Possono tornare in casa adesso. Tiziano Niente. Baiotti, giù il gettone. Palla lenta, organizza bene Rovigo. Perini, un altro ball carrier da parte sua. Gran placcaggio ottima questo di difesa. Petrarca. Sì. Ferrigato, forse il placcaggio è un po' alto. Placcaggio E c'è il alto, vantaggio per vantaggio. Rovigo. Si può giocare. Attenzione, Si gioca con più ancora lì calma sullo ora. stesso asse. Riesce a fare un offload. Palla per ancora Francesco lì. Perini, c'è un altro Un altro vantaggio. vantaggio. Palla ancora Non lì, si capisce lenta, palla bene molto cosa sta lenta. succedendo, però c'è il vantaggio Fine e c'è il precedente. vantaggio. Ci crede Rovigo, ci crede Rovigo. Mancano 3 minuti. Piede di Schiavon. Sì. Piede di Schiavon. Dubbio se è uscito dopo la bandierina, però l'arbitro dice che è uscita prima, quindi sarà touche sui 5 metri da parte del Rovigo. Vedremo come andrà. Arriva anche l'allenatore della mischia qua a guidare la propria mischia. Vedremo se riusciranno ad andare a Tanto segnare. in piedi i giocatori di Rovigo nelle panchine ci credono. Mancano Filippo proprio 30 anni. ultimi minuti della partita. 4 su 4 come prima. Pallone che pesa un quintale. Lanci più importante per lui. Nalin! Pallone, Vanno! E vanno! Fino in fondo! Fino in fondo! Fino in fondo! Fino in fondo Rovigo! Non bisogna perdere la concentrazione. Mancano Ultimi 2 minuti! No. Bisogna rimanere calmi, concentrati, no errori. Ogni errore può costare la partita. Adesso Calcio fondamentale per aumentare ancora il break, che così se la mette Schiavon. così un c'è il calcio di vantaggio, ma punizione. 2 punti non fanno mai male, soprattutto per l'orgoglio e per la classifica. È fondamentale anche questo calcio perché così se lo mette un calcio di punizione non serve a vincere la partita, ma possono solo pareggiare. Marcello Schiavone ancora a metà del tempo. Dai Marci. Silenzio tombale. Potrebbero... E esce! Ah, Il calcio ma che va bene comunque, apre c'è... molto. Ora C'è comunque il vantaggio Rovigo. Petrarca che vuole andare a riprendersi ciò che ha perso in questi minuti, in questo secondo tempo. Ma Rovigo ci fondamentale crede. non fare fallo dentro la propria metà campo, perché un calcio di punizione potrebbe costare la partita. Palla alta con Nalin, presa di Schiavon. Rotundo, giù i gettoni. C'è ottima copertura da parte di Rovigo. Tempo, Lino rotola. Nalin, ottima copertura anche qua. Ha voglia di pick and go, forse c'era un fuorigioco, non l'ha contato. Rotundo ancora. Pusheddu.
Rotundo! Non serve qua, posso perdere metri, fondamentale il possesso. Chiede il tempo il mediano di apertura di Rovigo. Dovrebbe essere finito attualmente con Nalin. È finita. No, mancano pochi secondi alla fine. Rovigo ci crede, ci vuole cuore ancora. Bravo Rotundo, qua ancora. E qua ci deve ancora essere tempo. C'è l'orgoglio, il cuore da parte di questi ragazzi. L'ultimo, è finita. È finita. È finita. Salgono tutti. È finita! Vince Rovigo 18-17, portano a casa il derby. Ottimo risultato da parte di questi giovani ragazzi e complimenti a Petrarca per l'orgoglio. Rovigo ci crede e siamo orgogliosi di questi ragazzi. Siamo orgogliosi. Dammi, vai. I ragazzi sono già scappati in campo ad abbracciare i compagni. Li ringraziamo per la splendida telecronaca. Bravi ragazzi. Vi invitiamo chiaramente tutti allo stadio oggi pomeriggio per la partita della prima squadra contro il Viadana. Vi auguriamo un buon Natale, tanti auguri di buone feste, forza Rovigo sempre. Ci vediamo nel 2025 e bravissimi ragazzi. Derby d'Italia portato a casa. Un saluto a tutti da Urca Network. L'hanno lasciato ieri sera. Vabbè, dopo lo rimetterò via. Non vuoi vedere il saluto? Ma abbiamo due risalti.